Sciopero dei medici di base, le ULSS corrono ai ripari in vista delle prossime giornate di stop, intanto è muro contro muro sulla proposta di passaggio dei medici di famiglia sotto la regione. Fanno discutere gli stipendi e gli orari di lavoro dei medici di base previsti dal contratto collettivo nazionale, intanto i pazienti chiedono maggiore attenzione e disponibilità. Autonomia del Veneto, oggi ultima giornata di consultazioni in regione con i parlamentari veneti, su 74 solo 7 rispondono all'invito e scoppia la polemica. Corso al sindaco di Treviso, nel centrodestra trattative aperte, ieri sera dalla Lega il chiaro segnale agli alleati, si facciano avanti, Zaia ha definito la candidatura di Conte un'offerta pubblica di alleanza. Processo per l'omicidio di Rina Bacalla, ventenne coneglianese, uccisa al 6° mese di gravidanza. Nel pomeriggio la sentenza, 30 anni all'ex fidanzato, pianto della mamma della giovane che aveva sempre chiesto l'ergastolo. Incidente mortale a Padova, 16enne di Villafranca, perde il controllo del suo scooter, esce di strada e muore sul colpo. Nonostante le temperature miti di questi giorni, l'inverno è alle porte ed è iniziata la campagna di vaccinazione anti-influenzale dell'U2-5. Per molti veneti il vaccino sarà gratis. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano anche questa sera le giornate di sciopero dei medici di base. Oggi la situazione è tornata alla normalità, ambulatori nuovamente aperti, però le ULSS ora corrono ai ripari con delle misure di emergenza in vista delle prossime giornate di sciopero previste per 3 intere giornate a dicembre, già preallertati i medici ospedalieri di reperibilità. Dopo l'assedio di ieri nel pronto soccorso di Treviso, Conegliano e Oderzo, letteralmente in emergenza, con un arrivo eccezionale di codici bianchi e verdi e un surplus di lavoro per i 3 medici di turno, con il supporto di altri 2 camici bianchi affiancati in ciascuna struttura in occasione dello sciopero dei medici di base, la dirigenza ospedaliera della Marca corre ai ripari. Già preallertati i medici ospedalieri in reperibilità in vista della prossima mobilitazione dei colleghi di medicina generale e prevista a dicembre per le giornate del 13, 14 e 15, ovvero mercoledì, giovedì e venerdì. In pronto soccorso metteremo un medico in più che chiameremo per rispondere in tempi brevi alla richiesta delle persone. E visti gli arrivi emergenziali registrati ieri pomeriggio, i suggerimenti per cercare di evitarli o comunque arginarli nel corso del prossimo sciopero. Quindi, se possibile, nel momento in cui la persona ha una sintomatologia, cerchi di andare al pronto soccorso o comunque di farsi vedere dal medico, evitando magari di aspettare tempo. Consigli a parte, la trattativa con medici di base si sarebbe opacizzata nella richiesta del passaggio dei medici di famiglia sotto la Regione Veneto. Tengo a precisare che il medico di base, perché ovviamente poi chi ci ascolta deve essere fornito di tutte le informazioni necessarie a poter capire, non è un dipendente pubblico. E adesso gli stipendi e gli orari di lavoro dei medici di medicina generale previsti dal contratto collettivo che dà fonti della regione Veneto. Ricordiamo che i medici di base sono liberi professionisti in convenzione, di seguito i commenti ma anche le richieste della gente con le interviste realizzate proprio all'ingresso di uno studio medico. Sentiamo che cosa ci hanno detto. Oggi lo sciopero è finito. Sì. Infatti mi sto recando dal medico. Sono 3.150 i medici di medicina generale operanti in Veneto. Un medico di base che lavora come singolo e ha 1.300 assistiti, sommando stipendio e quota ENPAM pagata dalle ULSS, guadagna più di 95.000 euro, che diventano più di 120.300 euro se il dottore opera in una medicina di gruppo. Stipendio che aumenta con l'aumentare del numero degli assistiti, così secondo contratto collettivo nazionale. Ho avuto bisogno di un pronto soccorso di un altro ospedale, che è abbastanza desolante. Che cosa? È l'afflusso delle persone che non avevano il medico di base, perciò hanno dovuto ricorrere all'ospedale anche per delle cose che potevano essere risolte in maniera diversa. Quante ore d'attesa ieri al pronto soccorso? Veloce, perché avevo un'urgenza. Stando agli accordi previsti dal citato contratto, il medico in questione deve assicurare 5 ore alla settimana di apertura dello studio, dal lunedì al venerdì, fino a 500 assistiti in carico, ore che raddoppiano e diventano 10 se raddoppiano i pazienti in carico e così via. Io penso che
si dovrebbe pensare più alla gente, al paziente, un po' di più, un po' più disponibilità anche di orari e un po' più disponibilità anche negli interventi presso le famiglie. Infine le visite a domicilio vanno fatte entro la giornata, se richieste entro le 10 del mattino, ma se richieste dopo tale orario entro le 12 ore del giorno successivo. Non mi pare una cosa tanto bella, insomma. Perché? Perché non le sembra bello questo? I medici serve e può servire e se non come fai? E sul prossimo sciopero già in calendario, ecco cosa pensa questo utente. Una parte hanno ragione, una parte sarebbe da discutere certe cose. E cioè che cosa? Per esempio che fanno sempre i prefestivi continuamente, quando è per esempio di lunedì fanno 4 giorni di festa e non va bene. Cambiamo argomento, prosegue il percorso del progetto di legge statale sull'autonomia del Veneto, ma i parlamentari del territorio non rispondono alla chiamata al Consiglio regionale. Evidentemente ai parlamentari e senatori veneti che oggi non si sono presentati in Consiglio regionale dell'autonomia non frega assolutamente nulla. Lo constatiamo con preoccupazione e senso di rabbia. È amaro il commento del capogruppo leghista in regione Nicola Finco alla constatazione che solo 7 parlamentari veneti su 74 hanno partecipato alle audizioni sull'autonomia a Palazzo Ferrofini. Secondo i consiglieri del Carroccio, un'imperdonabile mancanza di rispetto verso gli oltre 2 milioni di veneti che hanno votato sì al referendum del 22 ottobre. Presenti la leghista Erika Stefani, il forzista Marco Marin, i democratici Simonetta Rubinato, Roger De Menech e Michele Mognato, il grillino Federico D'Inca e Bartolomeo Amidei del gruppo misto. I parlamentari nella prossima legislatura avranno una grandissima responsabilità, che è quella di dare seguito a quello che è un forte mandato elettorale che è stato dato dal popolo veneto, ovvero di ottenere l'autonomia. Forse qualcuno con qualche governo abusivo ha ritenuto che l'esercizio democratico non contasse più, invece c'è stato il referendum, i veneti sono espressi. Il quesito era molto chiaro, autonomia sì, autonomia no, noi siamo per l'autonomia e come parlamentari di Forza Italia naturalmente supporteremo fortemente questo percorso. Io chiedo alla Regione responsabilità e concretezza, è finita l'era degli slogan, si passi adesso a un'azione concreta in accordo con il governo. Autonomia vuol dire responsabilità, oggi abbiamo una grande possibilità di cambiare dal basso l'ordinamento istituzionale del nostro Paese. Il progetto di legge statale sull'autonomia è stato infine licenziato dalla prima commissione. Stiamo assolutamente mantenendo i tempi, la prossima settimana andremo in aula per approvare questo progetto di legge statale, quindi il Veneto si presenterà a Roma con una legge particolare, specifica per ogni competenza, con chiarezza di intenti e anche obiettivi da raggiungere, diciamo un lavoro molto più puntuale e preciso rispetto ad esempio a quello che ha fatto l'Emilia, che si è presentata con una mozione. Siamo alla cronaca con il processo per l'omicidio di Irina Bacal, la 21enne uccisa a Conegliano, era al 6° mese di gravidanza. Condannato a 30 anni l'ex fidanzato, rigettata l'accusa di premeditazione. Aspettava l'ergastolo. Vediamo più avanti. È uscita in lacrime dall'aula dove pochi istanti prima i giudici della Corte d'Assise avevano pronunciato la condanna nei confronti dell'omicida di sua figlia. 30 anni la pena inflitta a Mihail Savchuk, lo studente di 19 anni di Godega di Sant'Urbano, reo confesso dell'omicidio il 19 marzo scorso a Conegliano dell'ex fidanzata, la 21enne moldava Irina Bacal, incinta al 7° mese di gravidanza e dell'occultamento del cadavere. La Corte non ha riconosciuto la premeditazione e questo ha lasciato perplessi gli avvocati di parte civile e sconvolto la famiglia della vittima. La valutazione vorrei aspettare le motivazioni, chiaramente le conclusioni del pubblico ministero non erano per una condanna all'ergastolo a cui noi ci eravamo associati e la Corte ha fatto una valutazione diversa, anche se è vero che comunque ha trasmesso gli atti al pubblico ministero per quanto riguarda il reato di procurato aborto che noi gli abbiamo prospettato, quindi vedremo adesso la procura quale posizione assumerà in relazione a questo fatto e per il resto aspetto le motivazioni. Il giovane, che ha beneficiato dello sconto di 1/3 della pena, essendo stato giudicato con rito abbreviato, ha ascoltato in silenzio la condanna. Durante la discussione sicuramente nessuno, perché non ha mai parlato, quindi quello che doveva dire lo ha fatto scrivere su un foglio. Relativa soddisfazione della difesa, che ora valuterà se presentare ricorso. Nei fatti, nel fascicolo, sia la premeditazione che
la personalità del reo, della persona, in realtà erano delle personalità evidenti, in considerazione in contrasto a quella che era la vita pregressa e poi il fatto così come si è svolto. Il caso ovviamente è un caso emotivamente coinvolgente, questo è stato ampiamente sottolineato dal pubblico ministero e dalla parte civile, che giustamente hanno fatto valere tutti quegli aspetti che coinvolgono l'emotività, però è importante anche vedere se poi ci sono dei riscontri oggettivi di prova all'interno delle indagini. Cade con lo scooter mentre stava rientrando da scuola in via Due Palazzi a Padova. La vittima aveva solo 16 anni. Tragico incidente verso le 14:30 in via Due Palazzi. Viorel Catavelea, 16 anni, moldavo, stava tornando da scuola in sella alla sua moto 125 diretto verso Ponte Rotto, quando per cause che sono ancora al vaglio della Polizia Municipale di Padova ha perso il controllo del mezzo, è caduto ed è morto sul colpo. Nella caduta la moto avrebbe prima urtato gli archi bianco-verdi di protezione della pista ciclabile, finendo poi la sua corsa sulla recinzione di una casa. L'incidente è avvenuto tra i due penitenziari. Viorel, studente dell'Istituto Severi a Mortise, era residente a Villafranca Padovana con i genitori, i quali, saputo della tragedia, sono corsi subito sul luogo dell'incidente. Torniamo alla politica con la corsa per le amministrative 2018 a Treviso. Nel centrodestra trattative ancora aperte. Ieri sera dalla Lega il chiaro segnale rivolto agli alleati: si facciano avanti. Intanto Zaia ha definito la candidatura di Mario Conte un'OPA, un'offerta pubblica di alleanza. Spero che innanzitutto i partiti del centrodestra dicano la loro, se ci sono idee, se ci sono candidati, se ci sono proposte, è una casa aperta e trasparente quella della Lega, e poi cominciamo. Nessuna chiusura agli alleati, anzi la candidatura a sindaco di Mario Conte, formalizzata ieri sera in grande stile al K3, non vuole essere un punto di arrivo ma semmai di partenza. Parola di Matteo Salvini ma anche di Luca Zaia, che ieri sera ha calato l'asso, la conferma che alle elezioni parteciperà anche una lista con il suo nome. Lanciamo questa offerta pubblica di alleanza, quindi questa non è una prova muscolare, anche se la sala era strapiena, ma è la volontà di dire che chi condivide il progetto è assolutamente ben accetto. Neanche Giancarlo Gentilini per Zaia va tagliato fuori. Gentilini ovviamente è una realtà con la quale bisogna dialogare e penso che comunque non si debba dare per persa nessuna partita, per nessuna persona e per nessuna realtà. Che da oggi si sarebbe tornati a trattare, l'ha detto apertamente ieri sera il segretario nazionale Gian Antonio D'Arè. È chiaro che da qua si parte con un tavolo di trattative su tutto il perimetro, sempre un tavolo. È chiaro che la Lega propone e si propone. Ha ragione, siamo il primo partito. Trattare non significa fare passi indietro. Il candidato del Carroccio resta Mario Conte, che ha subito fatto capire da dove intende partire. Avete scelto un candidato dei quartieri. È vero. Sei sicuro di questa scelta? È una scelta storica, ma ricordo che il 90% dei residenti vivono nei quartieri e nei quartieri è dove ci sono le difficoltà maggiori e dove la gente veramente chiede aiuto sotto tutti i punti di vista. Con il traino della lista Zaia e il lungo elenco di potenziali alleati presenti in sala, Davide Acampora che ha lasciato Fratelli d'Italia, i rappresentanti di Gruppo Ricerca, Direzione Italia, le civiche di Beppe Mauro, Roberto Tonellato, Mirko Visentini e Toni Dotto, i commercianti di Rivivere Treviso, la Lega si mette in una posizione di forza nel centrodestra che Forza Italia non potrà ignorare. Pane per i denti delle segreterie, mentre il candidato Conte pensa alle risposte da dare ai cittadini. Ci chiedono maggiore sicurezza, ci chiedono più pulizia e poi c'è da dare una visione di città ad ampio raggio. Ed ora la vicenda del giornalista picchiato durante un servizio ad Ostia dopo il voto di domenica scorsa. Su Facebook una frangia degli ultras padovani inneggiano proprio a Spada, autore della violenta aggressione. 10, 100, 1000 Spada è il post Facebook comparso sulla bacheca di Educazione Padovana, una frangia degli ultras del calcio Padova che con questo messaggio inneggiano a Roberto Spada, autore della violenza nei confronti di un giornalista Rai ad Ostia. Il gruppo inneggia e condivide l'aggressione, le cui immagini hanno fatto indignare l'opinione pubblica. La cosa però non finisce qui, sono decine e decine i mi piace arrivati al post, tra questi anche quello di Alessio Tarani, coordinatore provinciale di Casa Pound.
Giallo a Venezia sulla misteriosa morte di un turista americano trovato senza vita questa notte. Il suo corpo è stato visto galleggiare in un rio interno del sestiere di Dorsoduro. Su e vigili del fuoco si sono precipitati a tirarlo fuori dall'acqua, ma il 29enne statunitense era già morto da tempo. Mistero sulle cause della tragedia scoperte intorno a 00:30 e che non deve essere accaduta molto tempo prima. Un testimone aveva visto l'americano mentre barcollava vistosamente sulla fondamenta, poi sembra fosse salito su un barchino ormeggiato lungo il rio. Infine di lui si sono perse le tracce fino al ritrovamento. Agenti del commissariato di San Marco e della squadra volanti sono rimasti sul luogo della tragedia per circa un'ora, raccogliendo gli elementi necessari a far luce sull'accaduto. Nulla per il momento farebbe pensare a un'aggressione. L'autopsia chiarirà se il turista era già morto prima di cadere in acqua. Giornata infernale, quella che si è appena conclusa per chi non aveva altra scelta che prendere il vaporetto. Ecco il retroscena della clamorosa debacle di ACTV in centro storico. Oggi lo ricordiamo, c'è stato lo sciopero generale che ha coinvolto anche e soprattutto il settore dei trasporti. Se in terraferma la giornata di scioperi indetta dai sindacati di base non ha creato grossi disagi, in laguna è stata una Caporetto. Quasi inesistenti per tutto il giorno le corse dei vaporetti, con grosse difficoltà da parte di ACTV a garantire i servizi essenziali. Al punto che il prefetto Carlo Boffi è stato costretto a precettare i lavoratori, ovviando alla mancanza dell'azienda che non aveva predisposto fasce protette, convinta che la partecipazione sarebbe stata più bassa. Oggi sono stati fermi i battelli dal Lido, dalla Giudecca e da molte isole, quindi zone che evidentemente non possono, ecco, se non nuotando, insomma, non possono i nostri cittadini raggiungere ovviamente a piedi. Penso sia una cosa gravissima, in quanto non c'è stata data alcuna informazione, per chi anche chiamava ieri veniva detto che ci sarebbero state pochissime adesioni, e questo denota non solo l'incapacità da parte della dirigenza di AUM, ma anche un'arroganza per ritenere, perché questa è la giustificazione, che a questo sciopero non avrebbero partecipato molti lavoratori. La partecipazione invece è stata alta, come dimostrato anche dalla manifestazione di un centinaio di lavoratori in Piazzale Roma al grido di "Siamo tutti pezzenti". Il riferimento è al termine usato dal sindaco Brugnaro per definire la famiglia di turisti che si era lamentata del conto da 526 euro in un ristorante veneziano. Il sindaco, ecco, per definirlo usando il suo stesso linguaggio, è certamente un buzzurro. Non è sicuramente un linguaggio consono ad un sindaco, e soprattutto al sindaco di Venezia, e soprattutto in questo momento storico dove persone sopravvivono con 500 euro al mese, dare dei pezzenti a dei turisti che hanno speso più di 500 euro per un pranzo, ritengo che sia anche offensivo non solamente nei confronti dei turisti che visitano questa città, ma anche e soprattutto per i pensionati, i precari e tutte le persone che non arrivano a fine mese. Ci dobbiamo fermare per pochi minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo nel Vicentino per le ultime novità sul fronte della crisi aziendale che sta interessando la Lovato Gas. Lovato Gas, 110 lavoratori dello storico stabilimento vicentino di Strada Casale rischiano di essere lasciati in mezzo a una strada perché la proprietà, il gruppo Emiliano Landi, ha deciso di delocalizzare l'azienda nonostante l'attività sia più che mai florida. Mercoledì una delegazione, tra cui anche esponenti di province e regione, lo ricordiamo, è stata a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico, dove sono state date garanzie, come conferma l'onorevole vicentino Daniela Sbrollini. Abbiamo messo a fuoco alcuni punti perché per esempio il Ministero vorrebbe che ci fossero delle modifiche sul piano industriale. Tra una settimana ci sarà di nuovo un secondo incontro. Il problema in realtà sta a monte, perché se da un lato la Lovato ha chiuso con un utile di 1 milione di euro, dall'altro il gruppo Landi è in forte difficoltà. Oggi serve trovare un modello che prima di tutto possa tutelare i dipendenti. E la seconda cosa, dare continuità ad un marchio di eccellenza come quello della Lovato, sapendo che ancora per diversi anni comunque il tema del gas sarà ancora un tema che necessariamente, nonostante i cambiamenti anche tecnologici innovativi, comunque dovrà trovare ancora una sua collocazione.
Voltiamo pagina. Nonostante le temperature miti di questi giorni, l'inverno è ormai alle porte ed è iniziata la campagna di vaccinazione anti-influenzale dell'USL 5. Per molti veneti il vaccino sarà gratuito. Bastano pochi secondi per vaccinarsi contro l'influenza e i vantaggi sono numerosi. L'anno scorso di virus influenzale si sono ammalati 380.000 veneti, con 55 casi gravi, ricoverati in terapia intensiva e 8 decessi. Il buon esempio l'ha dato il direttore generale del DULS 5 Polesana, vaccinandosi per primo. In provincia di Rovigo l'ULS ha distribuito 60.000 dosi di vaccini anti-influenzali per un costo di 300.000 euro. Pensiamo solo a quello che può essere il danno dal punto di vista lavorativo, il fatto che le persone in età lavorativa rimangano a casa 2, 3, 4 giorni, oppure proprio ai danni fisici che possono avere. Anche quest'anno il vaccino sarà gratuito per chi ha più di 65 anni, per chi ne ha meno ma soffre di patologie croniche che con l'influenza possono aggravarsi e per chi svolge attività di valenza sociale come insegnanti, pubblici dipendenti in generale, appartenenti alle forze dell'ordine. Basterà rivolgersi al proprio medico di base e converrà farlo presto. Le temperature miti di questi giorni fanno pensare che l'inverno sia ancora lontano, invece il freddo potrebbe arrivare all'improvviso. È consigliabile provvedere già in questi giorni e già recarsi presso i punti indicati e gli ambulatori dei medici di medicina generale per effettuare la vaccinazione stessa. Abbiamo detto che l'inverno è ormai alle porte, infatti già da questo fine settimana maltempo in arrivo con un netto abbassamento delle temperature. Nel fine settimana Attila oltrepasserà le Alpi e arriverà sulla nostra regione con un primo assaggio d'inverno. Sabato il cielo sarà poco parzialmente nuvoloso. Domenica avremo subito una nuvolosità diffusa su tutta la regione e dal pomeriggio e sera inizieranno le prime piogge. Aria fredda artica in arrivo nelle prossime ore dal nord Europa sarà responsabile di questo peggioramento. Causerà un forte maltempo nel corso di lunedì 13 quando bora fortissima e fino a 100 km/h soffierà su tutta Italia e piogge diffuse colpiranno il Veneto con nevicate addirittura fin sopra i 300-400 metri e in valle sulle zone montuose. Weekend dunque all'insegna del maltempo che si protrarrà anche all'inizio della prossima settimana. Proseguirà anche nei giorni successivi con un calo importante delle temperature e valori notturni che si avvicineranno molto allo zero anche in pianura. Un miglioramento in pianura si avrà solo a partire da mercoledì prossimo. Vi ricordo che Antenna 3 ha una nuova applicazione per telefonini e tablet di ultima generazione. Tutta Antenna 3 a portata di un click, dallo streaming in diretta alle nostre produzioni e servizi di tutti i telegiornali. Basterà scaricare dall'Apple Store e da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antenna 3, scritto staccato e tutto in lettere, per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere file dei servizi TG o degli approfondimenti. 20:10, la voce del mattino, ore 13, tutto a vostra disposizione, appunto semplicemente con un click su telefonino o tablet. Programmazione che si arricchisce perché da lunedì 13 novembre alle 21:15 inizia una nuova grande avventura per Antenna 3. Tutti i lunedì andrà in onda Ring, la politica alle corde, il nuovo talk show in prima serata per raccontare e capire insieme a voi i temi di attualità, politica, cronaca dei nostri territori, grandi cambiamenti, l'autonomia, le promesse della politica messe alle strette. Per la prima puntata, in programma appunto lunedì prossimo alle 21:15, ospite il governatore del Veneto Luca Zaia. Potrete inviare domande e commenti attraverso i social di Antenna 3 e il numero di SMS. Per questa edizione è tutto, vi lascio alle previsioni meteo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Qualche nube sulle nostre regioni, ma tempo in genere asciutto ovunque. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni stabili, foschie o locali nevi interesseranno le pianure al mattino, ma il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso su tutto il territorio.
Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra gli 11 e i 13 gradi circa, valori minimi tra 4 e 8 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Stabilità atmosferica su tutta la regione, il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra i 13 e i 16 gradi, minime tra 6 e 8 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Certo ci sarà un aumento della nuvolosità che interesserà i confini esteri anche con precipitazioni nevose sopra i 1200 metri, ma sul resto della regione il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra i 13 e i 17 gradi, minime sui 5 gradi. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nel Golfo di Trieste, i venti deboli da ovest sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.